invece amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna e da Giulio Cainarca. Buongiorno a tutti. Ciao Giulio. Allora Giulio, questa mattina con noi al telefono, in appunto collegamento telefonico, abbiamo la giornalista Annalisa Chirico. Buongiorno dottoressa Chirico. Buongiorno a tutti. Allora, la presento molto velocemente. Lei è la giornalista al Foglio, fondatrice e presidente dell'associazione Fino a Prova Contraria, e ieri, proprio grazie a questa associazione, è stata insieme al ministro dell'Interno Matteo Salvini a cena al ristorante in galera del carcere di Bollate, giusto? Come è andata la serata col ministro Salvini e come mai ha invitato proprio il ministro lì? Beh, devo dire che la serata è stata un successo e mi ha colpito il fatto che a un certo punto con Matteo siamo rimasti bloccati in cucina perché i detenuti sgomitavano per farci il selfie con lui. Lui fa sempre un po' questo effetto calamita. Perché abbiamo invitato il vicepresidente del Consiglio? Perché da tempo ormai lui è vicino alle istanze, alle iniziative di Fino a Prova Contraria, che è un movimento di persone formato da magistrati, avvocati, professionisti che da ormai 2 anni si battono per la riforma della giustizia. E io credo che proprio nel campo della giustizia, che purtroppo è una materia nella quale il nostro paese ha tante pecche, abbiamo bisogno di politici che non soltanto ci ascoltino, ma che facciano anche le cose. Questo governo, secondo noi, non sta facendo bene in campo giudiziario, è il governo che rischia di abolire la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, e noi abbiamo espresso la nostra netta contrarietà a questa controriforma scellerata che speriamo venga sabotata presto, perché la prescrizione è un diritto ed è un istituto a garanzia del cittadino contro l'inefficienza dello Stato. Siamo però contenti perché il ministro ha deciso di venire per la prima volta per lui in un ristorante che è un caso unico in Italia, perché il ristorante in galera di Bollate è gestito da una cooperativa che assume come cuochi e camerieri detenuti regolarmente pagati, detenuti che fanno dei corsi professionali importanti. Infatti abbiamo mangiato davvero un'ottima cena e consiglio ai milanesi di fare questa esperienza. E abbiamo chiesto al ministro una promessa, cioè di non dire più marcire in galera, e siamo riusciti a strappargliela questa promessa, perché davanti alle telecamere il vicepremier Salvini ha detto obbedisco, non dirò più marcire in galera. E guardate, non per indulgenza, noi crediamo che la pena debba essere certa, che troppo spesso in Italia non lo è, ma certe espressioni non si addicono a un uomo di Stato, e in più noi crediamo davvero una cosa, e la persona non è il reato che ha commesso. Tutti abbiamo diritto a una seconda possibilità e la pena deve essere effettivamente riabilitativa, come prevede la nostra Costituzione. Ecco, Annalisa, mi permetto di darti del tu. Noi ci eravamo incrociati moltissimo tempo fa, probabilmente non ti ricordi nemmeno, no? E sono Giulio Cainarca, ciao. Certo, ricordo benissimo.
Ecco, ci eravamo parlati tantissimi anni fa, sono successe tante cose, anche tu hai fatto tante cose diverse, oltre alla tua professione giornalistica. Beh, quello per fortuna, diciamo, no? Perché così almeno possiamo dirlo. Scusami, ma abbasso un po' il tono della conversazione, perché sto guardando la tua pagina Facebook e a proposito di questa cena di ieri c'è chi ti scrive, il primo commento, lascialo in galera poi. Il secondo è stai attenta che poi ti fidanzi con Salvini. È il bello della chiacchiera libera. Sono sulla tua pagina Facebook. Ah, bene, me li vado a guardare dopo. Guardateli perché sono anche divertenti. Però al di là del divertente, perché ormai diciamo queste cose qui si impongono un pochino, no? Quando si è sulla piazza mediatica e sulla piazza social. Occhio a non restarci dentro. E un altro scrive ancora, ma poi ce lo lasci, vero? Inteso come Salvini. Ecco perché prendo spunto però da questa cosa qui. Allora, come te lo spieghi tu? Adesso faccio appello alla tua sensibilità giornalistica in senso proprio. Come te lo spieghi questa popolarità comunque di Matteo Salvini, che ha portato la Lega a livelli che francamente erano impensabili, impensati, e anche a una diffusione di consenso geografico in Italia incredibile, no? Come hanno testimoniato anche le ultime elezioni. È un'impresa eccezionale, ha preso un partito che era intorno al 3-4% e l'ha portato sopra il 30%. Io devo dire che i primi tempi, quando l'ho conosciuto qualche anno fa, noi nei salotti televisivi eravamo sempre l'uno contro l'altro, perché lui, diciamolo anche, nella fase in cui ha vinto il suo partito giocava un po' il ruolo del sovranista, un po' folcloristico a mio avviso, e un po' arruffone. E oggi lui ha compiuto un'evoluzione continua, secondo me, in un percorso di cambiamento per allargare il perimetro del consenso. Non parla più di uscita dall'euro, non parla più di uscita dall'Unione Europea. Abbiamo visto che dal Venezuela con Maduro, la critica a Maduro, fino al memorandum con la Cina, ha assunto delle posizioni di ragionevolezza e di grande responsabilità istituzionale, a mio avviso. Penso che anche sulla giustizia, in un controcampo che sta diventando, devo dire, un po' estenuante con il Movimento 5 Stelle, in realtà Salvini sta davvero invocando il sentiero, ecco, del buonsenso e del pragmatismo. Ecco, gli italiani lo hanno capito, lo stanno premiando. Poi lui, lasciatemi dire, ha una capacità sua personale. Io ieri dicevo che Matteo fa l'effetto calamita, piace a guardie e ladri, perché c'erano gli agenti penitenziari che volevano ovviamente fare la foto con lui, perché come sappiamo il sovraffollamento è tornato a essere una prepotente urgenza, e cito Giorgio Napolitano. Il sovraffollamento carcerario è un tema che poi si ripercuote proprio sugli agenti penitenziari, che non sono più soltanto agenti penitenziari, ma diventano psicologi, assistenti sociali. Quindi c'erano da una parte gli agenti che volevano fare il foto con lui, dall'altra c'erano, ripeto, i detenuti che sgomitavano per avere un selfie con Salvini. Ha una capacità tutta sua personale, che io ho osservato nelle piazze, che è quella appunto di usare un linguaggio davvero empatico. Lui ha un rapporto quasi carnale con la folla, e queste sono delle doti che dell'animale politico, delle cose che non si imparano a scuola, o le hai o non le hai, lui le ha, e quindi con grande umiltà perché nelle posizioni, diciamo, che lui ha anche mutato, ecco, negli ultimi mesi, e io con lui ormai un confronto assiduo. In questo cambiamento di posizione dimostra grande umiltà, perché è disposto a mettersi in discussione, e questo secondo me è segno di intelligenza. Ecco, Annalisa, domanda banale: perché ti sei volta con particolare trasporto e interesse alla questione della giustizia? No, questo è stato, come dicevo, certe cose uno non è che le impara, uno le ha o non le ha. Io ho sempre avuto sin da ragazzina, sin da attivista radicale con Marco Pannella, la passione per la campagna per la giustizia giusta, perché il ruolo del magistrato è un ruolo fondamentale. Il magistrato è la persona che è in grado di togliersi la libertà personale. La libertà personale è il bene più grande che ciascuno di noi ha. Quindi questo è un tema che mi ha sempre appassionato, e l'Italia poi è un paese dove la giustizia fa male all'economia, perché i tempi lenti dei processi, l'imprevedibilità delle decisioni giudiziarie, insomma sono le questioni che gli investitori pongono ogni giorno in cima alle loro priorità per
per modificarle, per migliorare, proprio perché sono fattori che penalizzano il nostro sistema economico, e poi perché abbiamo un paese dove un terzo dei detenuti sono in attesa di un giudizio definitivo, quindi sono a tutti gli effetti dei presunti innocenti. Bollate è un caso pazzesco, dovremmo moltiplicare i casi Bollate in Italia, perché Bollate ha una recidiva che è sotto il 20%, in un paese dove la recidiva in media è al 70%, cioè 7 detenuti su 10 tornano a delinquere. Questo è il fallimento dello Stato, perché vuol dire che abbiamo un carcere criminogeno, un carcere che produce più criminali e che non risponde alla funzione riabilitativa della pena. I detenuti devono lavorare, i detenuti non possono stare 22 ore chiusi in una cella, perché questo non riabilita, ma annichilisce e abbrutisce, ed è per questo che, come ieri ha detto Matteo Salvini, ecco, i processi di putrescenza, marcire, lasciamo questo linguaggio alle piante eventualmente, se non riusciamo a prendercene cura, ma le persone, ecco, nessuno merita di marcire, neanche il criminale più sferato. Deve scontare la pena fino all'ultimo giorno senza sconti, ma deve essere una pena umana. Senti, c'è un altro utente che scrive sulla tua pagina: tutta una scusa per incontrare Formigoni. Se no, ce l'ho davanti agli occhi e mi fornisce lo... Formigoni ieri non c'era, non l'abbiamo proprio visto perché c'erano i camerieri che erano impegnati in quel ristorante, il detenuto Formigoni non è tra quelli, quindi non lo abbiamo visto. Poi non avrei trovato nulla di scandaloso se avessi incontrato. No, appunto, quello volevo dire. Qual è la tua opinione, la tua valutazione su questa legge che lo ha portato in carcere, la famosa spazzacorrotti? Allora, la spazzacorrotti, anche questa, così come l'abolizione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, noi di Fino a prova contraria abbiamo anche criticato aspramente, anche interpellando i nostri avvocati e magistrati. Ricordo Vittorio Manes che proprio sul Foglio ha fatto una lunga intervista a me spiegando perché questo spazzacorrotti risponde a una visione giacobina della giustizia. Purtroppo, devo dire, risente molto della propaganda pentastellata, e io purtroppo critico, lo dico anche spesso a Matteo, che sul tema della giustizia, ma questo si capisce perché il nostro ministro della giustizia è uno del Movimento 5 Stelle, purtroppo l'agenda di governo risente troppo dell'impronta grillina. In un governo che, devo dirvi, non soltanto fa male all'economia, ce lo dicono i numeri, ma in un governo in cui la Lega sembra ormai ogni giorno, dall'autonomia all'alta velocità, alla battaglia per le infrastrutture, sembra ogni giorno, diciamo, subire lo schiaffo dei pentastellati. Allora io spero davvero che nelle prossime settimane si venga a un chiarimento in base ai numeri, perché io credo che i rapporti di forza tra Lega e 5 Stelle nel paese siano cambiati, ecco, non lo dicono solo i sondaggi. Comunque ieri grande successo per la Lega, no? Siete contenti della legittima difesa? Sì. Sì, infatti questa è una domanda. Avete festeggiato? No, io no personalmente, ma comunque c'era Antonio che voleva chiederti una cosa su questo. No, volevo chiedere, oltre che su questo, prima volevo farle un'altra domanda. Lei ha seguito gli ultimi casi di violenza, no, sulle donne. Che ne pensa di questo provvedimento del governo Codice Rosso, no? Sì. Che cosa... Mi scusi, un messaggio. Allora, sì. Che cosa penso del Codice Rosso? Sì. Allora, credo che sia importante dare la possibilità alle donne di una difesa effettiva e rapida, perché sappiamo che i reati contro le donne sono in Italia un'emergenza. Io però credo che la grande vittoria di ieri è quella sulla legittima difesa. Io, a differenza vostra, non si sente bene, però adesso abbiamo qualche problema di audio. Pronto? Pronto? No. Non lo so, vediamo di richiamare per concludere la conversazione, perché altrimenti ci perdiamo le battute finali. No, io dico non ho gioito per la legittima difesa perché non lo so, ma è un istinto naturale, non ho affezione particolare per quell'argomento lì, non ce l'ho da sempre, quindi vabbè, non c'ho né pregiudizi né altro. Non mi sembra so che appunto Matteo Salvini ha dedicato numerosissimi commenti a questa riforma importante, eccetera, eccetera. A me mi suona poco, ma è un discorso del tutto personale. Intanto credo
che possiamo aver recuperato il collegamento con Annalisa Chirico, giusto per concludere la nostra conversazione. Ecco, stavi dicendo, Annalisa, sulla questione della legittima difesa. Che in America c'è un slogan particolarmente efficace: il tuo appartamento è il tuo cappello. La proprietà privata è inviolabile. Io credo che sia una vergogna nazionale il fatto che abbiamo avuto in questi mesi, in questi anni, dei casi di italiani che sono stati processati e condannati per essersi difesi. Allora la legge approvata ieri, dove purtroppo però abbiamo visto che non c'era neanche un ministro Carlino, è una legge importante perché introduce un principio molto di buonsenso. Se un malintenzionato entra in casa mia lo passo a rischio e pericolo. Io poi detesto quando si fa allarmismo, perché è chiaro che ogni volta che ci fosse un ferito o un morto il PM comunque aprirà un fascicolo, quindi è importante dire ai cittadini che non abbiamo inaugurato il Far West. Peraltro devo dire è una situazione un po' paradossale, perché come sappiamo ancora prima che diventasse legge abbiamo visto per settimane le critiche di alcuni magistrati. Io penso che eventualmente le leggi vanno criticate dopo che sono state approvate da parte del potere giudiziario e non prima. Ecco, c'è un'ultima cosa di cui volevo parlare con te, Annalisa. So che non è esattamente l'oggetto anche della tua associazione, fino a prova contraria, però abbiamo citato prima, e te lo pongo come un problema generale in relazione a un caso specifico. Abbiamo parlato prima di Formigoni, personalità illustre, famosa, di un potente che cade in disgrazia, come a suo tempo Cuffaro, come qualcun altro. Però credo che anche la tua esperienza concreta, tu parlavi ieri del carcere di Bollate, nelle carceri italiane ti abbia fatto percepire come, al di là dei casi di persone famose, ci siano moltissime persone ignote che sperimentano l'atrocità della macchina della giustizia, per mille motivi, a volte perché sono realmente colpevoli, ma il loro calvario è infinitamente superiore a quello che sarebbe una pena umana, altre volte perché sono innocenti, altre volte perché sono in attesa di giudizio, e queste ultime due categorie sono particolarmente dolorose per la nostra coscienza civile, no? Allora io ti parlo del caso specifico per porti un problema generale, giusto appunto, cioè delle persone comuni che si trovano purtroppo a marcire in galera, perché questo è il caso, a volte e non di rado, in attesa di giudizio o anche dopo una sentenza definitiva che però non sta in piedi. Io mi sono occupato, lo dico esplicitamente perché ormai non ci giro intorno, da 10 anni a questa parte anche della vicenda della strage di Erba come massimo esempio di questa cosa che non sta in piedi nonostante una sentenza di Cassazione. Ora, non sto a farla lunga, non è nell'oggetto della tua anche della tua associazione, però devo dire che mi meraviglia che uno dei casi di cronaca più famosi mediaticamente si sia potuto chiudere con una quantità di cose che non tornano da fare impressione. E questo mi fa domandare, in chissà quanti altri casi non così mediaticamente famosi si chiudono anche sentenze, non siamo all'attesa di giudizio, parlo già di sentenze passate in giudicato e perfino in Cassazione che però non tornano. Allora ti risulta questo problema qua reale o no? Adesso il caso di Erba è eclatante per me, io ho studiato le carte e ne sono sicuro, quei due sono innocenti, lo dico con tutta tranquillità, però ci sono casi così che tu abbia sotto mano? Ma lo sai, quando abbiamo affrontato tanti casi di persone che poi con la revisione del processo si sono visti modificare delle sentenze definitive, magari dopo aver fatto anche 20 anni di galera. Allora il tema è questo. Nella tua homepage c'è un caso eclatante, no? Che è quello di Giuseppe Gulotta. Esatto, Giuseppe Gulotta è anche una persona che è venuta che ha partecipato alle nostre iniziative, tra i nostri testimonial, infatti sul nostro sito web. Però insomma al di là dei singoli casi, perché poi si aprirebbe un dibattito su ogni processo, il tema è che la giustizia umana è fallibile, la giustizia umana può essere ingiusta, il processo non è speculum veritatis, cioè il processo non è lo specchio della verità, la verità processuale è una, poi talvolta la verità storica può essere purtroppo un'altra, dico purtroppo perché sono dei casi umani di persone in carne e ossa che finiscono intrappolati in vicende davvero kafkiane. Però questo del resto, se ci pensi Giulio, è l'argomento per cui noi siamo contro la pena di morte, proprio perché la giustizia umana può sbagliare, non dovrebbe, ma purtroppo può capitare, i magistrati sono persone in carne e ossa e il tema è che in Italia forse avviene più spesso che altrove e soprattutto il tema è che in Italia abbiamo un terzo della popolazione carceraria che è composto da persone che sono ancora in attesa di giudizio e questa secondo me è la vera vergogna nazionale. Marco Pannella definiva il carcere italiano una discarica sociale perché non ci fanno appunto in Italia, questo è il paradosso,
è più facile andare in galera da presunto innocente, cioè nelle more di un procedimento, che non da condannato definitivo. E noi su questo dobbiamo interrogarci, perché questo è il fallimento dello Stato, e poi dobbiamo anche interrogarci sul fatto che troppo spesso gli Stati sbagliano, in Italia non Carlo Totta è ancora lì a farci da monito, ecco, su questo. Però è vero che i magistrati che sbagliano in Italia non pagano. Bene. Allora, dottoressa Chirico, prossimo appuntamento della vostra associazione il 10 aprile, giusto? Allora, noi il 10 aprile facciamo un'iniziativa importante a Bologna col capo della procura Giuseppe Amato e con il presidente della regione Stefano Bonaccini, e poi vi preannuncio che torniamo a Milano il 7 maggio a Villa Necchi, proprio il vice premier Matteo Salvini. Faremo un'altra importante iniziativa sul tema giustizia e economia, perché la giustizia che non funziona danneggia anche il PIL, e noi siamo per il PIL, per lo sviluppo, per la crescita, per il benessere e per le infrastrutture. Nel frattempo, chi vuole andare a Villa Necchi Campigli fa una cosa meravigliosa, perché scopre una parte di Milano stupenda, e una villa stupenda e qualcosa di meraviglioso generato dal mitico architetto Portaluppi. Fantastico. Posso dire che Milano, dove io passo molto tempo, mi scusa buona per restare a Milano, è una città in questo momento in Italia, secondo me è veramente il luogo dove esserci, perché è un po' una città che è veramente in grande svolta. Pare che ci venga anche Zuckerberg in via Senato. Si è comprato l'attichino. In via Senato? Sì. Zuckerberg. Va bene, va. Allora, dottoressa Chirico, grazie per essere stata qui con noi questa mattina. Ci risentiamo presto. Ti saluto, Annalisa. Ci vediamo a Necchi Campigli allora. Il 7 maggio. 7 maggio. Bello, venite a fare una bella. Come? Venite a fare una bella diretta da Villa Necchi. Possiamo fare una bella diretta da Villa Necchi, giusto? Il suggerimento è ottimo. Grazie Annalisa Chirico. Grazie. Ciao. Buona giornata. Allora, Antonio. Giulio. Sei soddisfatto di questa mattinata? Come è iniziata? Siamo ritornati insieme, dai. Siamo ritornati insieme dopo un lungo periodo di separazione. Siamo una coppia di fatto e stiamo inaugurando il congresso di Verona della famiglia. Noi siamo una nuova famiglia, Antonio. Sì. No, lo eravamo già da prima, una famiglia. Senti Giulio, ma rimani... Siamo una grande famiglia. Rimani con me? Assolutamente no. Io devo tradirti subito per non rinnegare la mia profonda natura, che è contraria alle unioni stabili. Va bene, allora Giulio, però nel frattempo prima di andare in pausa... Sto dicendo un sacco di stupidaggini per gli amici all'ascolto, sia ben chiaro, anche per te Antonio. Sì, prima di andare in pausa... Sto dicendo un sacco di fesserie. Abbiamo il nostro prossimo ospite. No, tu non puoi dire giusto, perché sennò cambiamo argomento. Abbiamo del deputato della Lega Leonardo Tarantino. Bene, e di che parli con Leonardo Tarantino? Con Leonardo parliamo di tutto quello che si è svolto in questa settimana. Poi ho visto che hai anche due bei pezzi di governo dopo. Sì, due sottosegretari, la sottosegretaria all'ambiente Vannia Gava e poi Jacopo Morrone, sottosegretario alla giustizia. Col quale si potrà tornare a parlare di queste cose. Certo. Compreso il caso di Erba. Sì, anzi vuoi rimanere? No. Benissimo, allora ok. Allora noi andiamo in pausa. Leonardo è in linea. Buongiorno Leonardo. Buongiorno Antonio. Allora ti chiediamo... Buongiorno a te Leonardo, ciao. Di rimanere con noi. Mi sono permesso dopo 3 ore e mezza di diretta di essere un po' cretino. Me lo concederai? Certo. Allora, buon lavoro comunque, grazie Leonardo. Andiamo in pausa e ci risentiamo tra pochissimo. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! No, grazie. Io voglio solo notizie populiste. Non mi fido dei soliti quotidiani, dei telegiornali ben pensanti. Via! Allora, devi procurarti una Radio DAB o scaricare la nuova app di Radio Padania. Da oggi l'informazione de Il Populista scorre sul monitor delle Radio DAB e sullo schermo del tuo telefonino. Dati da fare, Rufapopolo! Resta sempre collegato alla nostra informazione alternativa, libera da ogni potentato economico. Ascolta Radio Padania con la Radio DAB o dal telefonino e vedrai scorrere sul monitor le ultime notizie del quotidiano online Il Populista. Facile, no? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. Radio Padania Libera. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Padania Libera. La radio con il bollino verde.
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Villa Necchi Campino. E rieccoci di RPL, abbiamo con noi il bello della diretta. Giulio, abbiamo con noi il deputato della Lega Leonardo Tarantino. Allora, ciao Leonardo, Ciao Antonio. bentornato di nuovo qui con noi. Allora, c'è subito una telefonata, Leonardo, sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io mi chiamo Angela e telefono da Novara. Sì, prego. Volevo dare una mia testimonianza in cui credo fermamente, sottolineo. Allora, a me tutto questo movimento contro il congresso di Verona non mi spaventa per due motivi. Il primo motivo è che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Stanno cadendo tanti valori, ma c'è una foresta che sta crescendo e tra un paio d'anni tutto questo sbollirà. Non mi fa minimamente paura, assolutamente. Va bene. Questo odio contro Verona e il congresso. Seconda cosa, vorrei solo dire due parolini, aperta la parentesi, senza polemica col Papa. Allora, sappiamo che il Papa si è esposto poco nei riguardi della famiglia, perché lui è per le navi che vengono traghettate e per i porti aperti, su quello si spende. Però posso dire che questo Papa, da fonti che conosco, anche tra il Vaticano non ha consensi, sta perdendo molto consensi. Io ho una sorella suora informatissima su quello che viene dal Vaticano. Allora, Leonardo, non so, vuoi commentare le parole della nostra ascoltatrice? Sì, ma allora il tema della famiglia è un tema che a noi è molto caro, non a caso è stato istituito appositamente un ministero insieme al tema, un ministero anche della disabilità, quindi due temi su cui vogliamo avere attenzione. Questo evento di Verona rimette al centro appunto queste tematiche, al centro la famiglia come luogo equilibrato dove c'è mutua assistenza e una serie di valori, quindi l'informazione sta, come dire, ogni tanto creando un eccessivo di diffidenza sui temi che vanno trattati, ma in realtà sono cose normali che devono tornare nella nostra vita quotidiana. Benissimo. Senti Leonardo, veniamo un po' ai temi di questa settimana alla Camera. La legittima difesa è diventata legge. Cosa cambia, no, con questa legge? Sì, allora dopo la nostra approvazione della scorsa settimana anche il Senato ha dato il via libera definitivo. Cambia che ci sono pene più severe per la violazione di domicilio e furto in abitazione, cambia che non si potrà patteggiare se non si sarà prima esercita la vittima, cambia che chi si è legittimamente difeso non dovrà risarcire eventualmente i danni subiti dal rapinatore, ci sarà il patrocinio dello Stato sulle spese legali che dovrà sostenere e soprattutto cambia che la proporzionalità della difesa rispetto all'offesa, cioè quindi nelle nostre abitazioni sarà sempre legittimo difendersi anche in modo
proporzionalmente superiore a quella che è l'offesa, quindi all'interno delle nostre case potremo difenderci come meglio crediamo e quindi sarà un deterrente nei confronti di chi appunto vorrà violare il nostro domicilio. Senti, poi c'è una notizia, dice la Lega presenta una proposta di legge per rendere più semplice l'acquisto delle armi. Di Maio dice il Movimento 5 Stelle non la voterà mai. Di che cosa si tratta? Ma allora, questa è una proposta di legge che è depositata da tempo, in realtà non darà delle armi in mano a chi non le sa usare, è un provvedimento e quindi non ci sarà una deregulation, è un provvedimento che sburocratizza e toglie alcune regole diciamo molto vecchie rispetto a chi abbia la volontà di acquistare un'arma e ne abbia le capacità, quindi abbia acquisito regolarmente come oggi il porto d'armi, la sappia usare, abbia un equilibrio intellettivo e morale per come appunto nell'usarle. Quindi si tratta semplicemente di togliere, come in tante altre materie della nostra legislazione, lacci e lacciuoli in modo che tutte le cose possano andare in modo più spedito. Ecco. Benissimo. Senti Leonardo, in questa settimana oltre alla legittima difesa di cos'altro si è discusso? Ma allora ci sono stati due temi dove sostanzialmente il Partito Democratico gioca a rincorrerci. Uno era questa richiesta di istituzione di una commissione sul degrado delle periferie che abbiamo bocciato perché crediamo che non ce ne sia bisogno. Se c'è qualcuno che si è dimenticato delle periferie è stato proprio chi ha governato l'Italia in questi ultimi 8 anni. La nostra invece è un'attenzione vera. Matteo Salvini non fa mistero di essere spesso nelle periferie, abbiamo già assunto anche dei provvedimenti importanti nella manovra come appunto lo sblocco del bando periferie dei 100 capoluoghi, quindi progetti che proseguiranno, pensiamo alla demolizione delle torri di Zingonia nella Bergamasca, luogo di degrado, quindi non abbiamo bisogno di nessuna commissione d'inchiesta, sappiamo benissimo cosa fare. L'altro provvedimento, che è quello che oggi è su tutti i giornali, appunto era questa norma questa legge sul cosiddetto codice rosso, quindi queste norme che vanno a favore delle vittime delle violenze anche domestiche, comunque i femminicidi, che purtroppo appunto ieri ha avuto un impasse a causa di questo, diciamoci la verità, di questo ostruzionismo del Partito Democratico e di Forza Italia, che volevano inserire anche una serie di altri aspetti e che quindi hanno prolungato i lavori e ieri sono stati sospesi e riprenderanno martedì prossimo. Benissimo. Senti Leonardo, so che tu tra stasera e anche lunedì hai 2 incontri importanti, ce ne puoi parlare? Sì, come tutti i deputati cerchiamo di far conoscere nei dettagli ai cittadini i provvedimenti che assume il governo. Questa sera sarò a Cavaria Compremezzo, un comune della provincia di Varese, dove parliamo dei provvedimenti legati alla sicurezza, quindi innanzitutto il decreto Salvini, ma anche appunto legittima difesa, anche le anticipazioni su questo provvedimento del codice rosso che comunque diventerà legge tra qualche settimana. Lunedì sarò nella mia Samarate, invece sempre in provincia di Varese, a parlare dei temi economici, di tutto quello che era contenuto nella manovra, di quei provvedimenti, dalla flat tax a quota 100, alla cittadinanza, che diciamo comunque stanno funzionando, perché gli esiti dei numeri che raccolgono i ministeri dimostrano che la popolazione aspettava questi provvedimenti e ci sta aderendo. Ecco. Benissimo. Ne parleremo nel dettaglio. Senti Leonardo, un'ultima domanda, no? Abbiamo sentito il Presidente della Repubblica Mattarella, ha convocato i Presidenti di Camera e Senato, su tutti i giornali c'è scritto Mattarella vuole garanzie sulla commissione parlamentare delle banche. Che commissione è, di che cosa si tratta e quando entrerà in vigore? Cioè quando sarà operativa, ecco. Sì, allora sappiamo nel recente passato che in Italia sulle banche ci sono stati un po' di problemi, le banche venete fallite, l'intervento dello Stato su MPS e anche di recente quello che abbiamo fatto che ha fatto questo governo su Banca Carige. Quindi c'era la volontà di indagare sul perché si è dovuti intervenire in ritardo e non per tempo a governare queste situazioni. La commissione d'inchiesta, che era stata istituita nella scorsa legislatura, ha potuto lavorare poco tempo, appunto ha terminato i lavori, non ha terminato i lavori di fretta, diciamo così, perché poi ci sono state le elezioni. Quindi noi abbiamo riapprovato una norma che la ricostituisce e vogliamo che in questi anni sia non solo uno strumento di indagine ma anche un monito affinché tutto funzioni
come deve e non si ripetano quei casi. Ecco, il Parlamento, almeno la Camera, ha già approvato la normativa, la deve approvare anche il Senato, e poi appunto andrà indicato un presidente e i componenti. Mattarella credo che di fronte a un ruolo così importante volesse assicurarsi la competenza di chi verrà indicato, ecco, che però non può esimere anche dalla volontà politica della Lega e del Movimento 5 Stelle. Benissimo, Leonardo. Allora, grazie mille per essere stato come al solito qui con noi il venerdì mattina. Buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Bene, grazie anche a voi, Antonio. Grazie mille a Leonardo Tarantino, deputato della Lega. Vi ricordo il numero se volete intervenire in diretta, che è lo 02 66 20 35 29, oppure mandateci un sms al 346 64 277 56. Allora, dalla regia Roberto Colombo mi dà l'ok, c'è in collegamento telefonico con noi Vania Gava, sottosegretario all'ambiente della Lega. Buongiorno Vania. Buongiorno a tutti voi. Grazie mille Vania per aver accettato come al solito il nostro invito. Allora, il Parlamento europeo ha dato l'ok definitivo al divieto della plastica monouso dal 2021. Ci spieghi un po' di che cosa si tratta, che divieto è? Sì, questo è un divieto che praticamente vorrebbe abolire tutte le plastiche monouso. Noi siamo un po' più cauti, cioè la linea è quella di dire che è evidente che la plastica, ma come qualsiasi altro rifiuto, non va abbandonata in giro, ma va ovviamente differenziata e va riciclata, però insomma hanno voluto questa linea restrittiva senza tenere conto che comunque noi abbiamo delle aziende importantissime in Italia che hanno investito in questi anni in ricerca, in tecnologia, hanno fatto proprio degli investimenti importanti per quanto riguarda appunto la produzione di questo tipo di plastiche. Dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo essere soprattutto anche responsabili nel dire che dobbiamo dare il tempo a queste aziende di riconvertirsi. È già stato fatto un grosso passo negli anni in investimenti per quanto riguarda l'uso delle bioplastiche, e quindi insomma questo deve essere un percorso accompagnato, ma non possiamo dire dall'oggi al domani, anche per l'economia e la crescita del paese, dire blocchiamo tutto. È evidente, come dicevo prima, che noi come Ministero stiamo anche intervenendo a salvaguardia di quella che è stata la polemica in questi anni e quella che purtroppo è un problema riscontrato in questi anni, che è quella delle plastiche abbandonate soprattutto in mare. Stiamo procedendo con un decreto salva mare che appunto tutte quelle persone, mi riferisco anche a chi lavora in mare, quindi pescherecci e quant'altro, che possono raccogliere questa plastica e portarla poi nei posti preposti quando arriva a terra, che adesso purtroppo non si può fare perché c'è una norma che potrebbero essere appunto additati come trasporto illecito di rifiuti, quindi insomma questa capisci che è una cosa che non può stare in piedi. Chiarissima. Senti Vania, veniamo adesso su un tema di cui si è parlato ieri, che è il revenge porn, cioè un'ultima ora il Premier Conte dice la maggioranza è pronta a votare il revenge porn. Ci puoi spiegare che cos'è, che cosa è successo ieri alla Camera? Ieri alla Camera appunto è stato presentato questo emendamento del revenge porn che andava a limitare, ma soprattutto mi pare che era prevista anche una pena sino all'arresto per chi pubblicava sui siti video o comunque immagini pornografiche girate con attori più o meno conscienzienti. È evidente che noi abbiamo detto che una cosa così importante, una cosa così seria, perché abbiamo visto anche negli ultimi tempi che ci sono stati degli eventi molto spiacevoli. Noi stiamo preparando e stiamo lavorando a una proposta di legge dedicata, quindi io credo che, come altre volte è successo, non possiamo cambiare delle normative a colpi di emendamento.
Sì, quindi insomma c'è quest'ultima ora del Premier Conte. Senti Vania, con Marco Zanni, che è europarlamentare della Lega, abbiamo una trasmissione dedicata all'Europa, abbiamo parlato delle riserve auree. L'europarlamentare Zanni aveva fatto un'interrogazione, ha risposto proprio ieri il presidente della Banca Centrale Europea Draghi dicendo che l'oro di Banca Italia lo gestisco io. Zanni aveva fatto proprio questa interrogazione sulle riserve auree. Tu che ne pensi di queste dichiarazioni? Ecco. Ma io credo che sia importante che noi, la nostra linea è quella che va da avere chiarezza, perché nessuno vuole dire, ho sentito parlare in questi giorni di voler vendere l'oro per poter coprire una futura, per evitare una futura manovra economica. Le nostre riserve auree, noi vogliamo sapere, vogliamo che venga fatta, cioè che venga messo nero su bianco che appartengono al popolo italiano. Questo è quello che vogliamo avere noi, vogliamo avere questa chiarezza. Nessuno ha voluto toccare questo argomento per dire mettiamo in vendita le riserve auree, che invece è un argomento che in questi giorni sta un po' prendendo piede, soprattutto da chi vuole polemizzare e da chi non ha ancora capito che noi non andremo incontro a nessuna manovra correttiva e non andremo di sicuro a toccare quelli che sono gli aumenti dell'IVA. Ecco, allora Vania, non so se abbiamo una telefonata in linea. Sì, pronto? Buongiorno. Pronto? È caduta la linea, va bene, recupereremo più tardi. Senti Vania, andando a dare uno sguardo a livello mondiale, ecco, che cosa sta succedendo, come si sta evolvendo la situazione in Venezuela? Ho visto in queste ultime ore appunto quello che è successo in Venezuela, ma insomma lo sappiamo tutti, la Corte dei Conti, che comunque è, come posso dire, è sotto il controllo governativo, ha voluto aprire questa indagine, ma soprattutto ha anche voluto dare un segnale che secondo me sarà un segnale importante, ma soprattutto è un segnale che non darà dei buoni frutti, perché quello di dire, di voler dire, di mettere di interagire appunto quello che è Guaidó e volerlo e non volerlo, non poterlo farlo candidare, io credo che sia un segnale veramente direi quasi clamoroso, perché vuol dire che lì si sta aprendo un fronte che non è proprio così democratico, ecco. Benissimo. Senti, un'ultima domanda, poi ti lasciamo andare. Per quanto riguarda la legittima difesa, no? Tu che ne pensi? Che giornata è stata ieri alla Camera? Beh, ieri è stata una giornata bellissima, è stata una giornata dove finalmente un altro colpo è andato a segno, un altro colpo voluto dalla Lega, anche perché si passa proprio dalle parole ai fatti, è quello che avevamo detto in campagna elettorale, ovvero quello di dare la possibilità alla gente di difendersi a casa propria e soprattutto di non far passare a queste persone degli anni di agonia presso i tribunali, perché insomma abbiamo visto che ci sono stati dei casi dove gente che era a casa sua, che era tranquilla per difendere i propri cari o per difendere la propria vita, poi è passata anche quasi dalla parte del torto. Questa secondo noi era una legge da fare, una legge che andasse proprio nell'ottica di tutelare chi vuole essere garantito o comunque sentirsi sicuro nella propria casa. Sì, senti Vania, scusami, c'è un'ultima ora che riguarda il clima, no? Tu che sei sottosegretario all'ambiente, sono in migliaia a Berlino gli studenti che partecipano ad una manifestazione contro i cambiamenti climatici. C'è anche Greta Thunberg che guiderà il corteo nella capitale tedesca. Abbiamo visto giorni fa la manifestazione in tutto il mondo. Che ne pensi di queste manifestazioni? A cosa possono servire? Ecco. Allora, possono servire sicuramente a dare maggiore consapevolezza agli italiani che i cambiamenti climatici li facciamo tutti noi. Quindi tutti quanti, tutti i cittadini del mondo, se prendono questa consapevolezza che anche con piccoli gesti, piccoli segnali, ognuno può fare la differenza,
Credo che questo sia importante, perché la mia generazione, la generazione precedente hanno sicuramente abusato di quello che è stato l'ambiente, di quello che è stato il suolo, insomma c'è stata meno consapevolezza. Sì. Quindi adesso che ci siano questi giovani che promuovono queste iniziative, bene, è importante, perché è importante che gradualmente andiamo avanti. Lavoriamo insieme per un mondo migliore, per un ambiente migliore. Che siano giovani fa ancora più ben sperare, perché insomma il futuro è loro. Certo. Senti Vania, prossimi tuoi appuntamenti della prossima settimana? Prossima settimana sarò un paio di giorni a Innsbruck per la convenzione delle Alpi, che è un documento importante, appunto, che mette insieme tutti gli stati della regione alpina, e quindi sarò su che dobbiamo eleggere il nuovo presidente, e Sì. sarà un'altra settimana fruttuosa anche la prossima. Benissimo, allora grazie mille Vania per Grazie essere a stata voi. qui con noi. Grazie Buon weekend davvero. e buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Allora, è arrivato il consueto appuntamento del venerdì con un altro amico di RPL, l'onorevole Alberto Gusmeroli. Ciao Alberto, buongiorno. Ciao carissimo, un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora Alberto, come va lì ad Arona, immagino? Sì, sono ad Arona, sono in comune, va molto bene, la giornata oggi è abbastanza soleggiata, si sta bene, stiamo lavorando su diverse cose e quindi sarà una grande primavera-estate qua ad Arona e iniziamo tutti a venire a trovarci. Certo. Senti, questa settimana sei stato ospite di una trasmissione, se non sbaglio, no? L'aria che tira. L'aria che tira, sono stato ospite quando tendenzialmente si parla di economia, tasse, eccetera, eccetera. Mi chiamano e molto volentieri. A me piace molto parlare di questi argomenti, diciamo non in modo tecnicissimo, ma in modo semplice, in modo che possano essere, diciamo, fatti propri da tutti. E leggo il leghista smaschera la Gabanelli sulle tasse, ecco, perché cosa hai detto? Beh, sostanzialmente ha fatto rivedere a questa trasmissione praticamente il servizio che la Gabanelli aveva fatto per il Corriere della Sera, e io faccio commercialista e c'erano delle imprecisioni, molte imprecisioni, e tra cui una serie di paradossi, cioè diceva ma con la nuova flat tax fino a 65.000 uno può guadagnare 50.000 il primo anno, poi il secondo fa 1 milione di euro, poi torna a 50, cioè proprio delle cose che sono dei paradossi, perché in realtà la vita vera è che se uno fattura 50.000 l'anno dopo non fattura 1 milione di euro, e se fattura 1 milione di euro l'anno dopo ancora 50.000 c'è qualcosa che non funziona, ma in realtà questa non è la vita vera, è la vita, diciamo, così è la finzione televisiva, in questo caso della Gabanelli. Che non... Certo. Senti Alberto, è pronta la squadra di Banca Italia, no? Sono stati nominati i vertici di Banca Italia, tu che ne pensi di queste nuove nomine? Sì. Io in primo luogo posso solo augurargli buon lavoro. È molto importante che Banca Italia funzioni bene, come era molto importante che Consob funzionasse bene, quindi l'arrivo per esempio del Presidente Savona è molto importante. Io ho assistito in Commissione Finanze proprio all'audizione del Presidente Savona e mi ha molto colpito, ecco, perché è una persona che ha una certa età ma ha lo spirito di un giovane, ha la voglia di un giovane, ha le idee di un giovane, quindi si parlava di intelligenza artificiale, si parlava di blockchain, quindi è molto avanti. E lo stesso spirito deve entrare un po' in Banca d'Italia. Perché? Perché in questi anni, e non ce lo possiamo nascondere, il fatto che Consob e Banca d'Italia in qualche modo non abbiano
non siano stati puntualissimi nei controlli ha generato delle criticità bancarie più ampie di quello che potevano eventualmente capitare se i controlli fossero stati più puntuali, e quindi è molto importante che Banca d'Italia e Consob funzionino bene, e soprattutto, cosa che non si è verificata negli anni passati, che tra i due organi, tra i due istituti si parlino, si scambino le informazioni, perché questo è un tema vero, perché le banche, la tutela delle banche, la tutela vuol dire la tutela del risparmio degli italiani, e sappiamo benissimo che siamo uno dei paesi più indebitati al mondo in termini di debito pubblico, ma siamo anche uno dei paesi che più risparmia al mondo, e questo deve essere assolutamente tenuto in considerazione da chi deve fare i controlli. Ecco, poi sul tema dei controlli l'argomento sarebbe vastissimo, perché non ci sono solo i controlli Banca d'Italia e di Consob, ma bisogna ragionare anche sui controlli delle società di revisione, i controlli degli organi interni alle banche, perché all'interno delle banche ci sono almeno 2 organi di controllo che anche qui non è che funzionino benissimo, il collegio sindacale e l'organismo di vigilanza. Quindi sul tema dei controlli bisogna fare tutto un ragionamento per il futuro, ma intanto diciamo il fatto di questo cambio di guida all'interno del direttorio di Banca d'Italia e alla presenza del Consob sicuramente darà nuovo impulso ai controlli e alla tutela del risparmio. Benissimo. Senti Alberto, adesso con noi abbiamo ospite, sentiamo lui e poi appunto subito dopo anche tu cosa ne pensi, il sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone, proprio per parlare della giornata di ieri che ha riguardato il provvedimento della legittima difesa. Allora, buongiorno sottosegretario. Buongiorno a tutti. Allora, ci racconti un po' come si è svolta la giornata di ieri e che vittoria è stata ieri per la Lega riguardo proprio alla legittima difesa e cosa cambia? Ecco. È una giornata storica, dopo pochi mesi di governo, perché abbiamo iniziato le prime audizioni l'8 di agosto, abbiamo portato in Parlamento un disegno di legge che è la riforma appunto della legittima difesa. Lo Stato decide di stare dalla parte degli aggrediti e non degli aggressori. Chiunque sarà aggredito all'interno della propria abitazione potrà respingere il delinquente, il criminale, senza avere il rischio di dover scontare un processo mediatico e un processo davanti al tribunale che spesso e volentieri durano numerosi anni, ma sarà difeso dallo Stato, nel senso che quando ci sarà legittima difesa verrà immediatamente archiviato. Quindi è un'evoluzione. Poi naturalmente nel disegno di legge è previsto anche il rimborso delle spese legali sostenute, perché spesso e volentieri alcune di queste persone che sono in corsa appunto legittima difesa hanno dovuto sostenere spese legali che nessuno più gli ha rimborsato, e invece lo Stato dice di stare vicino a queste persone, che sono persone come noi, Cattaneo, Birolo, Zancan, persone come noi che hanno avuto magari la sfortuna di essere aggredite all'interno della propria abitazione, del proprio esercizio commerciale, di giorno, di notte, si sono difese, per una volta ha avuto la meglio l'aggredito, ha avuto la meglio il cittadino onesto, e sono incorse in un lungo processo, un lungo procedimento mediatico, e hanno visto perdere spesso e volentieri anche parte della loro vita, perché quando dedichi 7-8 anni della tua vita davanti a un tribunale non è simpatico. Poi effettivamente sono stati assolti molti di questi, quasi, e lo Stato non gli ha chiesto scusa. Oggi lo Stato si mette dalla parte di quei cittadini, quindi è una legge di popolo, di buon senso. Naturalmente all'interno della norma sono state anche inasprite determinate pene come il furto. È una norma che ci aspettavano tutti i cittadini, a prescindere dal colore politico, perché poi quando i ladri o delinquenti entrano o aggrediscono all'interno delle proprie abitazioni, all'interno del nostro domicilio, non chiedano di che partito sei o che hai votato alle elezioni politiche. Benissimo. Sottosegretario, un'ultima domanda, perché poi so che deve lasciarci per andare in TV. Abbiamo avuto ospite noi questa mattina Annalisa Chirico, che è fondatrice dell'associazione Fino a Prova Contraria. Quali sono, Fino a Prova Contraria, che auspica una riforma della giustizia, quali
sono i prossimi provvedimenti che riguarderanno la giustizia italiana? Innanzitutto l'assunzione di capitale umano, e intendo 600 nuovi magistrati ordinari, circa 2000 magistrati onorari, 3000 assistenti giudiziari. La giustizia è un mondo complesso, è un mondo ampio che si può ristrutturare, si può riformare facendo piccoli passi. Questo governo ha deciso di investire nel capitale umano. Spesso e volentieri gli esperti di diritto, chi lavora nel diritto, sa quanto ci sia necessità di personale all'interno degli uffici giudiziari. Spesso e volentieri c'è anche una dilatazione di quelli che sono i tempi di giustizia dovuto appunto alla mancanza di organico. Per la prima cosa l'impegno preso da Matteo Salvini, l'impegno preso dal governo del Presidente Conte e dal Ministro Bonafede è stato quello di investire in capitale umano, quindi dall'agente di polizia penitenziaria, visto che si parla dell'amica Chirico che ieri ha invitato il nostro segretario all'interno del carcere di Bollate, quindi partendo dagli uomini della polizia penitenziaria che svolgono il loro lavoro onestamente all'interno delle carceri, uno dei mondi più difficili che spesso e volentieri nessuno di noi conosce, ma è un mondo parallelo che desta molto interesse, ci sono persone veramente in gamba, agli uffici giudiziari. L'obiettivo vero è diminuire i tempi dei procedimenti, diminuire i costi dei procedimenti, abbassare il costo, perché la giustizia deve essere un servizio di tutti e per tutti. Perfetto, allora grazie mille al sottosegretario Jacopo Morrone per essere stato qui con noi, buona giornata. Grazie a tutti voi, buona giornata. Allora Alberto, non mi sono dimenticato di te, ti chiedo un attimo di pazienza, ci sentiamo subito dopo la pausa pubblicitaria. Va bene. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Buongiorno a tutti da Alberto Acerbis. Con l'arrivo della primavera e dell'estate, l'olio extravergine di oliva diventa il principe indiscusso della tavola. Basta che sia italiano, estratto a freddo, da olive sane e certificate all'origine, come l'olio extravergine di oliva Acerbis. Per voi una grande offerta, la possibilità di ricevere direttamente a casa a sole 68 euro trasporto gratuito in tutta Italia 6 bottiglie da 1 litro del nostro olio estratto a freddo Acerbis, un qualcosa di sublime, e con 10 euro in aggiunta, 10 euro, chiamando entro le ore 12 riceverete un servizio di piatti, 18 pezzi, valore commerciale oltre 40 euro, stanno già squillando i telefoni, chiamate 030 68 40 408, lo ripeto 030 68 40 408, come diceva il nonno, l'oio bu elve sempre a gala. Chiamate adesso. Sono Giovanna. Mondoflex. Aprile, dolce dormire, diceva un vecchio proverbio. E a farvi dormir bene ci pensa la Mondoflex. Abbiamo una promozione straordinaria. Con l'acquisto di un materasso in memory, in regalo una bellissima rete ad hoc in faggio. Venite a trovarci, vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissime amiche, carissimi amici di RPL. Con noi al telefono abbiamo Alberto Gusmeroli, deputato della Lega. Alberto, ci sei?
Sì, ci sono. Ecco, grazie mille Alberto. Allora, senti, anche tu sulla giustizia italiana, no? Cosa ne pensi? Cos'altro c'è da riformare? Io non sono un esperto quindi tendenzialmente a me piace sempre che parlino gli esperti di temi tecnici. Posso dire da cittadino che la questione della giustizia deve cercare il più possibile di essere giusta, che sembra una roba banale, però quando si vedono casi di persone che stanno per anni in bilico tra l'assoluzione e la colpevolezza, e generalmente uno viene colpevolizzato all'avviso di garanzia, cioè ti mandano l'avviso di garanzia e praticamente tu sei già finito. Ecco, questa, cioè, secondo me una delle cose più importanti sarebbe riformare questa cosa qua, cioè quando uno riceve l'avviso di garanzia e ha a che fare più che con le leggi, ha a che fare col buonsenso, con anche i giornali, anche la stampa, bisognerebbe dire, chiamarlo in un altro modo, sì. Per esempio, avviso di garanzia, che di garanzia alla fine non è, perché ti passano in prima pagina e poi si scopre che sei innocente, sì. E praticamente ti hanno rovinato la vita per 15 anni, perché magari il processo dura una vita. Ecco, secondo me una delle cose da riformare è che i processi siano rapidi. Benissimo. Bene, mi hanno, che ne so, imputato qualcosa, io devo avere un tempo ragionevole per dimostrare la mia innocenza, oppure, e poi se sono colpevole, espiare, però in un tempo ragionevole, perché se un processo dura 15 anni, alla fine assolvono quella persona e praticamente è una soluzione, per modo di dire, perché per 15 anni quello è stato colpevole per tutti i cittadini, e questo è per me uno dei, e credo per tutti i cittadini, che cioè scontare le pene e processi rapidi. Benissimo. Senti Alberto, un'ultima domanda, poi ti lasciamo andare. Sì. È stato dato il via libera delle commissioni affari costituzionali e lavoro della Camera, l'articolo 2 del DDL concretezza, decreto legge voluto dal ministro Giulia Bongiorno, cioè impronte digitali e scansione dell'iride al posto del cartellino. Si parte quindi, giusto? Sì. Ma guarda, secondo me è una cosa molto positiva. Io ero andato a un convegno, parlo già di 5 anni fa, un convegno in America di commercialisti, di studiosi di economia, eccetera, sì. E mi ricordo che sono entrato, come quando entri in America devi praticamente ti prendono le impronte digitali. E praticamente io sono andato a quel convegno, non mi hanno chiesto niente, nessun cartellino, mi hanno detto metta l'impronta qua, hanno visto l'impronta, è uscito Cusmeroli Alberto, Nato A, IL, eccetera, eccetera, all'istante, e mi aveva molto colpito, perché è una semplificazione, uno non ha bisogno di portarsi dietro documenti, carte d'identità, tesserini vari, eccetera, eccetera. Secondo me è il futuro, è un po' il primo passaggio verso l'intelligenza artificiale, che sia un miglioramento della qualità della vita e non un peggioramento, perché certo. Se lo devo vedere dal punto di vista fiscale e contabile, l'arrivo dei computer per assurdo ha peggiorato la vita di tutte le imprese invece di migliorarla. Lo dicevo a un convegno per settimana, quando si facevano le dichiarazioni dei redditi a mano erano meno complicate di quelle che si fanno adesso col computer. Sì. Quindi bisogna fare molta attenzione. Allora Alberto, grazie mille per essere stato qui con noi come al solito di venerdì. Ci sentiamo venerdì prossimo, buon proseguimento di giornata. Anche a voi, un buon
weekend e un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie mille ad Alberto Gusmeroli, deputato della Lega. Andiamo a guardare le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. La Corte di Appello dice Formigoni resti in carcere, respinta la richiesta per inefficacia dell'ordine di carcerazione. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa di Roberto Formigoni di dichiarare l'inefficienza dell'ordine di carcerazione firmato dal sostituto procuratore di Milano Antonio Lamanna, in base al quale lo scorso 22 febbraio l'ex governatore lombardo 71enne è finito in carcere a Bollate per scontare la pena definitiva di 5 anni e 10 mesi per corruzione nell'ambito del caso Maugeri San Raffaele. Formigoni resta quindi in carcere. Vediamo altre notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Una notizia di cronaca: padovano ucciso in casa nelle Filippine, era impegnato dal 2014 in investimenti immobiliari. Un padovano, Andrea Guarnieri, 49 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, probabilmente di pistola, nella propria abitazione a Darwin, nelle Filippine. Il fatto, secondo quanto si è appreso, è avvenuto a metà pomeriggio di ieri. Guarnieri si era trasferito nel paese asiatico nel 2014, dove aveva avviato un'attività di investimenti immobiliari. È stata la moglie della vittima, una filippina, ad avvisare il fratello Daniele, 42 anni, che vive a Padova. Andiamo sempre a guardare notizie dell'ultima ora. Conte dice la maggioranza pronta a votare il revenge porn, è una battaglia di civiltà, dobbiamo essere tutti uniti, dice il Premier su Facebook. Poi Di Maio dice non voteremo mai una proposta per le armi facili. Dopo il via libera alla nuova legittima difesa arriva l'altolà del leader del Movimento 5 Stelle. Più sicurezza non vuol dire certo più armi in strada. E poi interviene il sottosegretario del Movimento 5 Stelle alla presidenza del Consiglio, Spadafora, sul congresso di Verona e dice i temi di Verona mai nell'agenda di governo. Anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, interviene sul congresso di Verona e dice gli estremismi non portano da nessuna parte. Ci sarà Forza Nuova, la Traviata e la colonna sonora del congresso, il Movimento 5 Stelle lavora alla controkermesse. Poi una notizia che riguarda la Commissione Banche, i timori del Colle, Banca Italia resti autonoma. Allora chiedo dalla regia a che punto siamo, se c'è il prossimo collegamento con il nostro prossimo ospite. Ok, abbiamo con noi al telefono il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa. Ciao Gianluca, buon venerdì. No, buon venerdì a te e a tutti i radioascoltatori. Allora Gianluca, non so dove sei, se sei a Roma, sei nella tua città a Napoli. Vorrei parlare proprio di Napoli, no? Perché proprio ieri ci sono state delle nozze che hanno riguardato il cantante che si chiama, ripetimi tu il nome. Tony Colombo, ecco sì. Colombo, esatto. Tony Colombo, un 32enne, un cantante originario di Palermo che si è sposato con la vedova del boss Gaetano Marino. Allora, che non ci sono state, no? Ci sono state un po' di polemiche? Ma sì, diciamo che hanno fatto rivivere a Napoli purtroppo quello che ha vissuto Roma con quel funerale di Casamonica come atteggiamento, quindi sì. Queste manifestazioni di onnipotenza e di pessimo gusto, che sono manifestazioni di potere, di andare sopra le righe perché tutto sarebbe consentito, ed trovo che sia stata una cosa folle e pazzesca. Ecco, sono partite le denunce, non so. Multe? Sì, ho sentito l'assessore del comune di Napoli, io non sono su posizioni diametralmente opposte con chiaramente alla giunta dei magistri, sì. Però devo dire la verità che ho sentito un assessore che ha detto che non aveva un'autorizzazione eccetera, ma viva Dio, perché consentire delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico per fare concerti, per occupare strade sarebbe stato di una gravità pazzesca. Sembra che così non sia stato. Chiaramente noi come partito abbiamo chiesto di poter vedere
vedere gli atti e vedere quelle che erano le autorizzazioni che loro hanno. Benissimo, senti Gianluca, sempre rimanendo a Napoli, nella tua regione, ti ricordi quella brutta storia di violenza alla stazione circumvesuviana? È stato scarcerato un altro indagato, la vittima dice sono pentita di aver denunciato, no? Come mai insomma questa situazione qui? Lì è una follia, stiamo approvando il codice russo alla Camera, purtroppo non ci siamo riusciti ieri, ritornerà in aula martedì e bisognerebbe vedere gli atti. È chiaro che a volerla vedere così sembrerebbe una follia la scarcerazione preventiva, perché ci sono anche i video che confermano, ma anche l'ospedale ha confermato che ci sono segni di violenza su questa povera ragazza, per cui non si capisce il motivo per il quale i magistrati hanno concesso la scarcerazione. Sì. Però secondo me è necessario vedere prima le carte, perché sarebbe un errore così grave che fosse non provato da fatti questa scarcerazione preventiva, che quasi mi auguro che abbia fatto bene il magistrato. Non so se mi riesco a spiegare, sì, perché altrimenti sarebbe di una gravità, sarebbe veramente violentare un'altra volta questa povera ragazza. Certo. Quindi mi auguro che il magistrato abbia provveduto alla scarcerazione, perché ha elementi tali da perorare questa scelta che ha fatto. Benissimo. Senti Gianluca, mancano pochi giorni, ecco, diciamo pochi, alle elezioni europee, no? Del 26 maggio. Come ci si sta organizzando anche per quanto riguarda la Lega? Ma diciamo che grazie al nostro leader ci sono tantissime persone in Campania che si stanno avvicinando. Noi stiamo facendo una selezione ferrea, perché è chiaro che un discorso vale per la società civile, che vede nella Lega una speranza di rinascita, e altra cosa è per i vecchi politici opportunisti che vedono la Lega come l'ennesimo treno sul quale salire per poter continuare a gestire una mala politica che tanti danni ha prodotto al sud. Noi su questo siamo ferrei, faremo una lista che chiaramente condivideremo con il Consiglio federale, che rappresenterà tante realtà della società civile e anche alcuni militanti che si sono avvicinati in tempi non sospetti, quando essere della Lega era complicato, penso al 2014, al 2015, chiaramente a Napoli e in Campania, ma in tutto il meridione chi si è avvicinato in quel periodo era così, non si può mettere in discussione la buona fede e il livello di fiducia al progetto politico. Sì. Senti Gianluca, per quanto riguarda invece questa settimana, ad esempio al Senato è diventato legge il famoso decretone, no? Cosa ci puoi dire di questo provvedimento? Che manteniamo gli impegni, la quota 100 era uno dei 4 impegni che avevamo assunto in campagna elettorale, e 100.000 domande già presentate dimostrano che era una realtà, era una misura fondamentale per il nostro paese. Lo dico veramente con soddisfazione, noi siamo riusciti a dimostrare in pochi mesi, soprattutto grazie al pragmatismo e alla coerenza del nostro leader, che gli obiettivi possono essere raggiunti se ci si mette con impegno, dedizione e sacrificio. Quindi certo, quota 100 era un impegno, così come lo era la flat tax, così come lo erano altre misure, penso alla legittima difesa che ieri è passata, o il decreto sullo stop immigrazione. Sono contento che abbiamo raggiunto questa cosa. Benissimo. E poi c'è un'ultima ora sulle elezioni europee. Proiezione europea, la Lega è il secondo partito nell'Unione Europea. Secondo la nuova proiezione sulle europee, la Lega si conferma primo partito italiano con più eletti nel futuro Parlamento europeo, con 27 seggi, 6 nelle scorse europee, 28 sulle precedenti pubblicate il 1° marzo. Senti Gianluca, un'ultima domanda, poi so che devi lasciarci. Anche tu come commenti la legge che riguarda la legittima difesa? Che è
era una misura necessaria perché difendere ciò che è di più caro a un uomo, penso il proprio nucleo familiare, la propria casa, la propria attività, era una battaglia di giustizia. Fortunatamente ci siamo riusciti e sono contento perché veramente è un punto fondamentale che dovevamo ristabilire. Penso alle tante vittime di tante rapine, di come si sono umiliati e di come hanno avuto, oltre il danno, la beffa nell'avere uno Stato contro. Quindi va bene così. Sì. Rimaniamo sempre però umili il fatto che ci diano i sondaggi, ma tutti ormai come primo partito d'Italia, non ci deve far montare la testa. La vittoria in politica serve per trasformare le nostre idee in azione e siamo pagati per questo e facciamo bene a non dimenticarlo mai. Benissimo, allora Gianluca, grazie mille per essere stato con noi questo venerdì mattina, ci sentiamo presto, buona giornata e buon lavoro. Grazie a te, un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, grazie mille a Gianluca Cantalamessa. Adesso ascoltiamo il presidente della Commissione Bilancio alla Camera, Claudio Borghi, alla trasmissione Coffee Break, che dice: le ricette economiche dell'Europa adottate fino ad oggi non funzionano. Noi non vogliamo uscire dal sistema, ma cambiare quelle regole che hanno bloccato la crescita del nostro paese. Noi ci salutiamo qui, ma ci risentiamo alle 13:10 con la trasmissione Agricoltura con Lorenzo Viviani, e oggi un tema particolare, ecco, parleremo di ortaggi, ma che ortaggi, ecco, va bene. Allora, buon proseguimento a tutti. Allora, vado da Claudio Borghi. Allora, prima dicevo che la situazione insomma necessita di una reazione rapida, mettiamola così. Cito, a beneficio ovviamente anche dei nostri telespettatori, due pareri oggi. Su Repubblica parla Carlo Bonomi. Che dice Carlo Bonomi? Dice secondo me serve una cura shock e bisognerebbe immediatamente togliere il reddito di cittadinanza, togliere gli 80 euro introdotti da Renzi, togliere quota 100, che sono misure tutte e tre che non producono crescita, e di questi soldi una quota va messa per contrastare la povertà, una per gli investimenti pubblici e tutto il resto lo dobbiamo mettere per tagliare drasticamente il cuneo fiscale, cioè il costo del lavoro. Anche Confindustria, ma insomma non lo devo ripetere a Borghi che lo sa, ripete: con la crescita zero il fattore tempo è cruciale. La domanda che le rivolgo è: a proposito di fattore tempo e di provvedimenti da mettere subito in campo, su cosa sta lavorando il governo, Borghi? No, ma scusate adesso, un minimo di... Sì. No, perché, cioè, allora, con tutto il bene che si può volere a Confindustria, io prendo, perché sennò sembra che le previsioni siano la verità. Ah, certo. Cioè, non so, qua si fa, ho sentito tutto un alato ragionamento come se le cose fossero così. Allora, vediamo come saranno a fine anno, però uno dice, beh, ma sono affidabili, insomma è un importante centro studi, avranno i loro motivi. Vabbè, allora andiamo a vedere come era andato in passato, no? Non lo so. Sì. Allora, io prendo Repubblica 24 giugno 2016, 3 anni fa. Allora, centro studi Confindustria. Se l'Italia dice no al referendum di ottobre, il referendum Boschi, quello della riforma costituzionale, sì, effettivamente poi fortunatamente dal mio punto di vista abbiamo detto no, l'Italia ripiomba in recessione. Con il no alla riforma Boschi, leggo, il PIL cala di 4 punti in 3 anni, gli investimenti crollano di 20 punti, si perdono 600.000 posti di lavoro. Cioè, adesso se uno dovesse dire che quello che dice il centro studi di Confindustria è vero, si autorealizza, in questi 3 anni che sono passati avremmo dovuto avere il PIL a meno 4, avremmo dovuto avere la landa desolata, avremmo dovuto avere 20 punti in meno di investimenti. Non è così. E poi quando sento anche dire che vabbè, allora bisogna muoversi a fare una manovra correttiva, ma signori, una manovra correttiva significa, a casa mia, a meno che non si stia parlando di giochini contabili, significa più tasse o meno spese. Ma secondo voi, se il problema è che c'è poca crescita, lo risolvo aumentando le tasse o tagliando le spese? Ma mi sembra che anche se io lo dico a un bambino,
e dico guarda cresce a 0, aumento le tasse, cosa faccio? Cresco di più o cresco di meno? È ovvio che cresco di meno. Quindi di che parliamo? Noi in questo momento dobbiamo cercare di fare delle misure espansive. Questa cosa sta succedendo solo in Italia perché ci sono i populisti brutti e cattivi che sbagliano e fanno reddito di cittadinanza e quota 100, oppure sta succedendo in tutta Europa? Dato che sta succedendo in tutta Europa, se voi prendete tutte le curve di crescita sono indistinguibili, voi le mettete una sopra l'altra, non vedete la differenza fra l'Italia, fra la Francia, fra la Germania, non la vedete. E quindi mi sembra che la narrativa sia lievemente sbagliata. C'è un rallentamento internazionale come ce ne sono tanti, e poi vi dico anche una cosa, perché qui sembra che la crescita a 0 sia l'anomalia più incredibile. Negli ultimi 20 anni l'Italia è cresciuta in 20 anni del 3%. Quindi significa che la crescita a 0 purtroppo per l'Italia da 20 anni a questa parte è la normalità, non è che è cresciuta al 3% ogni anno, è cresciuta il 3% in 20 anni. Quindi noi, mi fa piacere che ci sia una crescita a 0, no, secondo me perché siamo in un sistema economico fortemente sbagliato che ha messo l'austerità e il pareggio di bilancio come sua cifra quando tutto il resto del mondo fa altro. Io sono del parere che ci vorrebbero più investimenti pubblici, io sono del parere che il futuro dell'Unione Europea intesa come sistema economico, se vuole resistere così com'è, è quello giapponese, vale a dire forti deficit pubblici finanziati da deficit monetario pagato dalla banca centrale, e quindi di monetizzazione del debito, tanto di inflazione non ce n'è, e questa cosa che normalmente porterebbe inflazione, o quantomeno sulla carta si era detta che avrebbe portato inflazione, non la sta portando in tutti i paesi che la applicano. E quindi se noi invece continuiamo a insistere che vogliamo fare la crescita tagliando, mi spiace, ma Borghi, non allora, sta in piedi da nessuna parte. No, se ci dice anche come la pensa rispetto a questa proposta del salario minimo. C'è tanta carne al fuoco qua a cui devo rispondere. Allora, dunque, Assisto che dice siamo in una situazione drammatica, devastante, così questo tipo, no. Cioè, se anche fosse vero quello, se anche fosse vero... dalle parti mie, sai, vieni un po' dalle parti mie. Assisto, siamo vicini, guardi, di spicchio in Parlamento, quindi faccio non poca spicchio, strada. parlo del mezzogiorno, mio caro, non parlo del allora, sì, non è che il mezzogiorno è andato in crisi adesso. Io voglio ricordare... Scusami. Allora, facciamo parlare Borghi, sennò prego. Allora uno dice siamo in una crisi terribile, devastante, così di questo tipo. Se anche fosse vero quello che dice il Centro Studi Confindustria, e vi ho rappresentato i miei dubbi, è crescita a 0, quindi significa che non si migliora e non si peggiora. In passato non troppo recente, non troppo lontano, tanto per dire, anche quando eravamo al governo assieme o cose di questo tipo, nel 2009 mi ricordo -5. Non -0,5 o -0,2, -5, eppure si sopravviveva. Con Monti, tanto per dire, noi non c'eravamo, il partito di Sisto sì, 13 trimestri di recessione. Evidentemente in passato c'è stato di peggio. Una crescita a 0 non è certo quello che vogliamo, ma non è una cosa da definire disastro, crisi e cose di questo tipo. Esposito dice giustamente dove si trovano questi soldi. Allora, questi soldi non è che li dobbiamo trovare per dare a qualcuno, se no altrimenti chissà cosa succede. Questi soldi sono da trovare se si vogliono mantenere le regole fissate attualmente dalla Commissione europea. E qui il punto è dove deriva l'importanza delle prossime elezioni europee. Perché cosa succede? Ci sono due modi di venirne fuori da questa situazione. La prima: l'Europa, la Commissione europea, si rende conto che la situazione attuale non è sostenibile, ma non è sostenibile non sostenibile solo in Italia, non è sostenibile in Germania, non è sostenibile in Francia, dove fanno più deficit di noi eppure hanno le persone per strada, e allora si rendono conto che le ricette fino adesso chieste ai vari paesi e attuate in modo differente, noi forse in modo più diligente rispetto ad altri, non funzionano, e quindi bisogna fare più investimenti, più spesa, meno tasse, nel qual caso sparisce il problema.
Altra cosa, potrebbe dire no, manteniamo le regole attuali, ma, cosa che noi invochiamo da tanto tempo e speriamo quindi di avere la forza per poterlo imporre dopo le elezioni europee, gli investimenti non si contano sul deficit, perché se io investo, faccio un'infrastruttura, a quel punto è stupido considerarlo come se sto spendendo soldi così in modo sconsiderato, nel qual caso, anche in questo caso, scorporando le cifre di investimento infrastrutturale dal deficit, si rientra senza problemi. Aggiungo anche, sempre per dove si trovano, che i dati che ho avuto modo di visionare in settimana, poi probabilmente saranno resi pubblici quando saranno completi, ma diciamo i preliminari, sul recupero dell'evasione di quest'anno sono molto incoraggianti, per cui si partirà già da quello con delle cifre in più che potranno essere redistribuite. Sì. Dall'altra parte, se invece niente di tutto ciò avviene, cioè se l'Unione Europea continua a non cambiare, signori, allora a quel punto dovremmo fare un'interlocuzione molto severa con l'Unione Europea, perché ricordo che questi soldi da trovare sono esclusivamente frutto di dialogo o impegni con l'Unione Europea, mentre altri paesi fanno quello che vogliono. Chiarissimo, mi dice in una battuta per il cosa salario minimo? Salario minimo. Ecco, per il salario minimo anche questa è una simpatica contraddizione, perché io sono convinto che bisogna aumentare i salari, ma non soltanto quelli degli occasionali. In questo caso potrebbe essere il salario minimo un'arma per evitare ulteriormente il precariato, no? Però è evidente che noi dovremmo alzarli tutti i salari, perché se abbiamo un problema di domanda interna, alzare i salari sarebbe una cosa che serve, ma se noi alziamo i salari in questo attuale sistema economico, vale a dire caratterizzato da un cambio fisso, significa che noi diventiamo meno competitivi. In passato questa cosa, o in qualsiasi altro paese dotato di flessibilità di cambio, questa cosa poteva essere gestita tranquillamente, perché uno poteva alzare i salari. Se per caso questa cosa provocava un calo di competitività, l'aggiustamento del cambio lo sistemava. Non potendo esserci, forse qualcuno dovrebbe capire che c'è una contraddizione. Se io alzo i salari, non posso chiedere alle imprese di diventare competitive e dall'altra parte pretendere che alzino i salari. Noi siamo dentro in un sistema dove le differenze di competitività si scaricano sul lavoratore, e io vorrei cambiarlo. «2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto.